Bentornati in un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Assisteremo a giornate stabili al nord nel corso dei prossimi giorni, anche se tenderà a scendere un fronte freddo collegato proprio ad un minimo sul nord-est dell'Europa, e questo minimo porterà aria fredda collegata a un fronte umido atlantico che andrà a formarsi proprio nella giornata di sabato sul medio Tirreno, e scaturirà una forte perturbazione. Infatti, come notiamo dalla grafica, per quanto riguarda la giornata di sabato avremo l'affluenza di quest'aria fredda artica che scenderà appunto di latitudine, coinvolgendo prima il nord-est e poi arriverà anche sulle regioni del centro e del sud, con, come vedete anche dalla mappa degli accumuli, delle piogge più concentrate sul Lazio, sulla Campania in modo particolare, e poi anche fino alla Puglia, e coinvolgendo anche comunque la Calabria tirrenica in modo particolare. Precipitazioni più deboli invece le riscontreremo soprattutto sulla Sardegna, un fronte che sarà molto più moderato e intenso a partire dalla giornata di domenica, quando scenderà l'aria fredda sempre più sul versante adriatico e coinvolgerà quindi la nascita di questo impulso freddo sul basso Tirreno. È un'alta probabilità di realizzazione. All'inizio si pensava potesse formarsi sul medio Tirreno, in questo caso stiamo invece all'affluenza di aria più fredda, indicate che scenderanno anche sotto i 500 metri, pensate, sulle zone appenniniche, con delle piogge che saranno meno in azione per quanto riguarda la Sardegna, e mentre per quanto riguarda il versante dell'entroterra abruzzese potrebbero scendere addirittura le nevicate fino a 200 metri, quindi quasi in pianura, sul resto dell'Appennino tra i 400 e i 600 metri circa. E per il nord si prospetta un clima secco, quindi con tutta probabilità, come altamente probabile, avremo giornate soleggiate, un calo deciso delle temperature, anche delle gelate al mattino fino alla Val Padana, ma saremo costretti, per quanto riguarda nel corso dei giorni successivi, e soprattutto con l'inizio della nuova settimana, ad un lungo periodo di anticiclone. Instabilità, ma al giorno d'oggi si vede che potrà tornare dal 20, ma saremo costretti purtroppo a goderci un lungo periodo di siccità poi, e ovviamente di pausa dalle perturbazioni. Tutto da capire, e vi daremo nel corso dei prossimi aggiornamenti dei dettagli.